Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo primo appuntamento odierno con l'informazione live su friulitv.net. Purtroppo dobbiamo iniziare con un grave incidente accaduto verso le 4:30 nel tratto autostradale a 3 corsie della 4, poco prima di Meolo Roncade in direzione Trieste. Un furgone ha tamponato un auto articolato fermo nella piazzola di sosta. Nell'impatto è morta una persona mentre l'altra è rimasta gravemente ferita. Sul posto ha operato la Postrada, il 118, i vigili del fuoco, il personale della concessionaria Autovie Venete e i mezzi di soccorso. Per consentire l'arrivo dei soccorsi sono state chiuse la direzione di marcia e quella veloce nel breve tratto dell'incidente, mentre i veicoli potevano proseguire comunque sulla terza corsia. Non si sono verificate code e non è stato necessario chiudere l'autostrada. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 7. E torniamo a Trieste per quanto riguarda, proseguono intanto gli scioperi, le manifestazioni per quanto riguarda il blocco del porto di Trieste. Comunque gli scioperi generali indetti dalla FISI e dalla CONFSAFI, ai quali il coordinamento dei lavoratori portuali triestini ha aderito con la sessione dal lavoro dal 15 al 20 ottobre, risultano tuttora validi, mai revocati e dunque non sono illegittimi. Lo precisa lo stesso CLPT in una nota diffusa stamani, che invita a porre fine a una pratica di diffusione di notizie false che è palesemente lesiva dei diritti democratici dei lavoratori e antisindacale. Il coordinamento ha diffuso per questa ragione lo screenshot scattato dal sito della Commissione di garanzia sugli scioperi, sezione calendari degli scioperi stessi. Di certo le polemiche non finiranno. Proprio la notizia dell'ultima ora, vigili del fuoco e tecnici specializzati al lavoro in questi minuti in via Brenati a Udine, vicino a via Poscolle, per una fuga di gas. Stanno operando, insomma al momento non si segnalano disagi per quanto riguarda la circolazione, è stata chiaramente chiusa al traffico, una laterale insomma di via Poscolle, ripetiamo, stanno operando in questo momento i vigili del fuoco e i tecnici del gas per una fuga di gas in via Brenati. Se avremo ulteriori novità ve le daremo nel corso di questa edizione, altrimenti gli aggiornamenti sul nostro sito. Cambiamo argomento, in 5 giorni 70 eventi, fra cui le cene che vedranno protagonisti i grandi chef, le degustazioni, gli incontri, i laboratori, le masterclass presieduti da note personalità del panorama giornalistico enogastronomico, operatori di settore ed alcuni tra i migliori cuochi di fiamma internazionale. Grande attenzione ai vini bianchi durante questa 22esima edizione di Ein Prosit, protagonisti indiscussi delle degustazioni guidate, in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre dallo Champagne ai Borgogna, passando per i grandi bianchi friulani. Allora andiamo a sentire le dichiarazioni dell'assessore di competenza regionale Bini. Assessore Bini, la regione come guarda a Improsit che da Tarvisio di fatto sbarca alla grande su Udine? È un grande evento che ormai viene ripresentato da diversi anni, è un evento che negli anni è cresciuto parecchio. La regione poi guarda con favore la grande crescita da un punto di vista dell'offerta di servizi turistica che il Comune di Udine sta portando avanti. Guardate, in 2 settimane abbiamo presentato 2 eventi di caratura internazionale. Prima la mostra sull'infinito curata da Don Geretti con dei pittori, dei mostri sacri della pittura moderna e contemporanea. Ora celebriamo un altro grosso evento enogastronomico a Improsit. Quindi insomma si sta lavorando con i vari player che ci aiutano anche quotidianamente in maniera eccelsa. Quindi devo fare i complimenti al Comune di Udine per il grande lavoro che sta facendo in questi anni. Ecco, senta, l'importanza della calendarizzazione. Ricordiamo qualche anno fa che c'erano delle spiacevoli sovrapposizioni. È fondamentale, esatto, gli eventi vanno programmati e calendarizzati. Sembra, e tocco ferro, che per ora le cose stiano andando positivamente, quindi
questo non può far altro che ampliare il calendario della nostra offerta turistica in un periodo più lungo durante l'anno. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguio di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.